Griselda, figlia prediletta di Dio e nostra carissima sorella, la tua anima così semplice e vicina, il tuo atteggiamento umilmente chiaro nei gesti e nelle parole concrete, il tuo sguardo puro hanno conquistato il cuore di ogni fratello che è passato al tuo fianco. Quelli di noi che hanno percorso il cammino con te sono sempre testimoni del tuo andare e sentono i tuoi passi così vicini. È stato un piacere conoscerti, condividere con te il presente della vita, ed è stato difficile dirti addio, lasciarti andare là dove Dio ti conduceva, in quell'amore per Lui che ti muoveva. E desideravamo rivederti presto, abbracciarti, ascoltare la tua voce, sentire i tuoi passi che ci avvicinavano a Dio. Hai conquistato il cuore di tutti, ma anche quello di Dio. Ed è per questo che Lui ha voluto averti con sé. Vieni e goditi la gioia del tuo Signore, sposa buona e fedele, perché quando aveva fame gli hai dato da mangiare ed un bicchiere d'acqua fresca gli hai offerto quando aveva sete. Lo visitavi in ogni solitudine e nella malattia eri il suo conforto. Entra e goditi il paradiso adesso. È difficile per noi dirti addio e già desideriamo rincontrarti, rivederti, sentire i tuoi passi. E tu, senza far rumore, così come te ne sei andato, amica fedele, continuerai ad accompagnarci nel cammino. Gustavo Rodriguez, focolarino sposato, Neuquén, Argentina, 11 novembre 2024.